Buongiorno a tutti, ci stiamo avvicinando al termine di questa carrellata di puntate, siamo arrivati alla 9ª puntata sulla transizione ecologica. Abbiamo parlato di sviluppo sostenibile, che significa riduzione degli sprechi, diminuzione dell'inquinamento, dell'impatto della CO2 sugli effetti del cambiamento climatico. E abbiamo parlato di economia circolare, l'abbiamo fatto anche con degli esempi concreti, abbiamo cercato di calarlo in ambito didattico, quindi con docenti dell'università, in ambito governativo, assessori allo sviluppo economico, e abbiamo visto anche le energie rinnovabili, sia da un punto di vista agricolo, quindi come si usa il biogas, come si usa l'energia anche dai rifiuti, piuttosto che il fotovoltaico, l'agrovoltaico e quant'altro. Ci manca un tassello. Oggi sono qui con un ospite molto illustre, che è la dottoressa Eleonora Passarella. Buongiorno dottoressa, responsabile comunicazione di Paradigma, e vi parlerà di mobilità elettrica, mobilità sostenibile, smart city. Sono tutti temi che, se vi ricordate, con le prime puntate abbiamo cercato di inquadrare all'interno di quello che è all'inizio il grande cappello dell'ONU con l'Agenda 2030, dove si parla anche lì di transizione ecologica in termini di mobilità sostenibile, di smart city, e soprattutto con il programma europeo Next Generation EU. Dottoressa, come si colloca, prima di parlare di casi concreti e di eccellenze venete che lei ci racconterà, come si colloca appunto questa idea di mobilità sostenibile all'interno, voglio dire, di un processo di transizione ecologica e digitale? Intanto buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno all'ingegner Casotto. Quando si parla di PNRR, purtroppo lo si pensa sempre in maniera un po' negativa, perché ormai abbiamo familiarizzato con il termine della resilienza, di questo debito che grava sulle spalle degli italiani e di tutti coloro che fanno parte di questo, purtroppo, post-pandemia che adesso ci sta facendo veramente fare i conti con un mondo completamente cambiato. Un mondo che ha dovuto fare i conti anche con le sue grandi lacune del passato, perché abbiamo notato quanto il sistema perfetto, quello che ci aveva messo veramente caput mundi, no? Per la produzione dell'energia, per tutti i diversi settori che ci hanno distinto nell'evoluzione, in quella proprio scelta darwiniana, no? Dell'evoluzionismo anche in termini ecologico e quindi in termini di innovazione. Però le grandi lacune quali sono state? Che abbiamo basato tutto il sistema sullo sfruttamento delle energie che non erano rinnovabili e quindi sulle energie fossili, quelle che purtroppo sono limitate. E questa hyper-exploitation, questo ipersfruttamento di tutte quelle materie essenziali create in milioni di anni, adesso stanno venendo meno. E il nostro proprio modo di fare economia, di fare industria e di creare, quindi produrre energia, ci hanno messo davanti adesso a delle scelte che derivano anche dalla mancanza di una scelta B, perché il pianeta Terra è uno solo. E proprio questo anche è diventato un hashtag, we have no planet B, non abbiamo nessun pianeta B, e proprio questa consapevolezza ci ha messo davanti alla scelta obbligata di trasformare quella che è la nostra stata fino adesso un'economia lineare in un'economia circolare. E da qui anche la scelta di fare lo switch off proprio nei confronti del passato e arrivare con quelle due deadline, che sono quelle previste proprio dai SDGs delle Nazioni Unite, quindi dell'ONU, di tutto quell'abbraccio universale internazionale, oltre che nazionale, che abbraccia proprio quei punti fondamentali delle agende internazionali che prevedono la carbon neutral e quindi la decarbonizzazione dei processi produttivi per arrivare ad una zero emission proprio, quindi ad una produzione dei sistemi con le zero emissioni di CO2, che sono proprio quello il vero motivo di questo switch off, nel senso della mobilità
uno degli aspetti fondamentali è che come paradigma ci occupiamo proprio di quelle best practice che hanno permesso anche alla realtà di Padova di entrare tra le fellow city e quindi le realtà di riferimento proprio a livello nazionale ma anche internazionale per quanto riguarda quelle 4 verticali, sia in termini di sostenibilità, mobilità, dati, perché anche attraverso adesso c'è la grande tematica della raccolta dei dati per vedere dove si sta sbagliando e dove quindi si può migliorare per arrivare veramente a quelle 2 date 2030 e 2050 che permetteranno un futuro veramente all'insegna della sostenibilità e quindi di quella green economy che diventa un green future sulla base soprattutto anche di una electric wave, quindi di quella onda elettrica dove noi possiamo veramente essere i pionieri di quel futuro veramente sostenibile in nome di una produzione anche e di un cambiamento del modo di approcciare i processi produttivi. Però vorrei fare anche un passo indietro, perché quando noi parliamo di PNRR dobbiamo sempre considerare sempre quei gap che ci hanno portato proprio al PNR. E proprio questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che purtroppo l'abbiamo visto come onda lunga di mancanze che adesso ci chiamano veramente al piano del fare, perché adesso abbiamo visto quante modifiche ci sono da apportare, quanto il nostro futuro deve diventare veramente sostenibile in maniera trasversale. Ci sono diversi punti, non solo la mobilità, ma c'è anche il grande tema, quello del gender pay gap, perché è un altro tema fondamentale, quello della sostenibilità, no? E quindi dell'aspetto anche di dare equità ai diversi fattori sociali, perché sappiamo che per funzionare bene un sistema, il sistema mondo, deve equilibrarsi nei diversi aspetti e sappiamo quanto anche la parità e la sostenibilità sociale faccia proprio parte di quel quadro completo di un sistema veramente che si può sostenere a sua volta in senso di welfare statale e internazionale. E sempre quando pensiamo poi al PNRR in senso di digitalizzazione, quindi di innovazione, bisogna anche pensare che è arrivato il momento proprio della scelta, potremmo anche dire, di quello switch off, proprio della decisione di usare anche sì, forse quelle parole che citava Umberto Eco, no? In alcune sue opere, il dover scegliere tra essere sommersi o integrati. Quindi decidere se la tecnologia sarà nostra alleata o sarà proprio fautrice del nostro fallimento. E proprio in quest'ottica l'essere protagonisti di una transizione green e quindi di una innovazione che diventa sostenibile è quella la chiave positiva proprio del PNRR e quindi del vedere l'innovazione come l'alleato giusto al momento giusto, nel momento che non può più essere procrastinato. Quindi la tecnologia, la digitalizzazione, giusto per dare un assist e poi parlarne, la digitalizzazione, la tecnologia a servizio, voglio dire, di questa transizione per arrivare chiaramente a uno sviluppo che sia più equo, più conforme all'Agenda 2030, perché sono 17 i punti che sono previsti, e che porti praticamente a uno sviluppo che è di carattere, voglio dire, sostenibile, quindi non uno sviluppo come citava prima, lineare, quindi produco, consumo, smaltisco, ok, ma circolare, voglio dire, cercando di recuperare il più possibile, di ridurre prima di tutto sprechi e poi cercare chiaramente di recuperare il più possibile materie prime e seconde. Entrando a bomba su quello che è il tema di oggi, la mobilità sostenibile, quello che manca oggi, al di là voglio dire che ormai non ci sono più, se guardate la televisione, non ci sono più pubblicità su mezzi tradizionali, motori endotermici, ma soltanto su auto elettriche. Sembra che ci siano solo quelle. E effettivamente si vuole cercare quindi di promuovere questo nuovo modo di mobilità e quella che manca forse un po', direi, l'infrastruttura. Oggi, per dare qualche dato, qualche dato in merito alla mobilità sostenibile oggi.
Eh sì, oggi più che mai la mobilità sostenibile è diventata la vera keyword della transizione, quindi proprio una parola chiave che si basa anche e soprattutto su dei dati che mostrano un incremento veramente esponenziale della scelta green sull'automotive. Un'automotive quindi che ha bisogno di attaccarsi alla cosiddetta spina, se volessimo fare anche una semplificazione. Secondo alcuni dati dello studio di Bloomberg NEF nel suo Zero Emission Vehicles Progress Dashboard, si registra che proprio c'è stata un'escalation della scelta green, quindi nel parco macchine non solo nazionale ma proprio internazionale, dove si è registrato, caro ingegner Casotto, un più 63%, dove appunto le macchine però non sono solo le pure electric, ma sono anche quelle ibride conteggiate e anche quel parco macchine che ancora però con qualche resistenza, vista la difficoltà di gestire questo tipo di trasporto, le macchine a idrogeno. E proprio questa necessità appunto di questa transizione ci parla appunto che i veicoli in quello che ci si è posti proprio come un punto di arrivo, nel 2030, intorno al 2030-2035, potrebbero anche diventare un vero e proprio sistema di stoccaggio per alimentare proprio la filiera della produzione di energia, dove in questo sistema appunto virtuoso non ci sarà solo appunto il sistema quindi dell'efficientamento per quanto riguarda la produzione di energia per l'agricoltura, per il residenziale, per l'industria, ma in questo grande abbraccio green entreranno appunto anche gli stoccaggi che fanno parte proprio delle batterie delle macchine, dove si pensa e si spera, si sta lavorando a questo con tutti gli studi e le innovazioni proprio che diventeranno il vero paradigma e quindi il benchmark, dando anche degli effetti, degli esiti con degli esempi positivi di quelle che sono le best practice in atto, che appunto il parco macchine entro il 2030 arriverà ad avere un sistema di stoccaggio 17 volte superiore a quello che è attualmente in essere, dando così origine a quella grid proprio di sistema dove le macchine faranno proprio parte di quel circuito all-in-one di sostenibilità. Forse non sarà vista anche la stessa, voglio dire, lo stesso concetto di mobilità in maniera leggermente diversa. Già da un po' di anni si sta parlando di auto a noleggio e non di proprietà, piuttosto che servizi più rivolti al pubblico, quindi servizi pubblici di mobilità dove consumo, pago e poi, voglio dire, cedo ad altri che hanno bisogno. So che c'è un progettone che poi è stato portato addirittura a Dubai da un'azienda padovana che ha brevettato questo sistema che si chiama Next. E se ce ne parla, perché questo trovo sia veramente, questa è vera innovazione sulla mobilità elettrica, perché chiaramente anche la mobilità elettrica, l'innovazione in termini di efficienza dei motori piuttosto che soluzioni miste, si parla di idrogeno elettrico piuttosto che il classico ibrido che può essere gasolio o benzina con motore elettrico, questo sono l'attualità e avranno la loro evoluzione chiaramente, ma un sistema che parla di mobilità elettrica, mobilità pubblica, con un concetto completamente diverso, dove il biglietto poi ci dirà che non è più un biglietto cartaceo, voglio dire, ma è qualcosa di diverso. E il sistema Next è qualcosa che è stato premiato ed è stato tra l'altro portato a Dubai come un'eccellenza non solo italiana, direi mondiale. Ci spiega cos'è e vorrei anche mandare il video che così ci rendiamo conto poi di cosa stiamo parlando. È proprio, ecco, alcune immagini di uno dei pod di Next Future Transportation, quella che è la punta di diamante dell'Innovation Hub di Paradigma. Hub Made in Italy, padovano, e che ha proprio la sua sede qui a Padova, e quindi se i suoi telespettatori vorranno fare un giro e vedere la bellezza di una delle eccellenze proprio del Made in Italy, potrà farlo e magari anche farci un giro. Perché è importante Next? Next già dal nome è pionieristico e vuole dettare veramente il paradigma di quella che sarà la mobilità del futuro, e soprattutto è una mobilità però che non guarda solo al futuro,
futuro, è una mobilità presente, perché come potete vedere sono testati su strada e all'interno del progetto innovativo europeo Horizon Sprout 2020 ha mostrato come questo tipo di mobilità può essere veramente la risposta in termini di efficientamento dei consumi, del traffico e soprattutto per dare un vero e proprio taglio a quelli che sono le emissioni di CO2 nell'aria. Ed ecco che ci ricolleghiamo quindi al tema della smart mobility in una smart city, una città quindi che diventa intelligente, ecco il termine mutuato e tradotto proprio dall'inglese, che ci parla di una mobilità innovativa che può dare risposte e che dà soprattutto risposte, perché adesso non stiamo parlando di fantascienza, nonostante anche Next sia stato proprio protagonista di uno dei film anche del botteghino nazionale, in un film che aveva anche protagonista Fabio De Luigi, dove appunto Next veniva mostrato come quella tecnologia innovativa che abbracciando appunto anche la vision e la mission di Paradigma, dando delle risposte a quelle che sono le problematiche anche dell'inquinamento. Qui vedete degli attacchi e degli sganci proprio su strada in via Niccolò Tommaseo, dove i diversi pod, quindi le diverse unità, vedete sono 2 in questo momento, permettono di caricare sia passeggeri che merci, quindi dando anche risposte in termini di gestione della logistica e dove si può integrare appunto questo sistema per il trasferimento per esempio negli aeroporti. Questo progetto per esempio è stato studiato ed è stato sperimentato anche per il trasporto appunto da delle zone diverse della città per quelli che sono per esempio gli aeroporti internazionali come quello di Dubai. Ci ha visto appunto protagonisti anche dell'Expo di Dubai come best practice al momento e quindi l'unicorn in atto per la mobilità. E proprio dare risposte concrete alla mobilità che cambia non guarda quindi solo al trasporto delle merci ma anche delle persone che possono viaggiare ovviamente senza doversi spostare, quindi esporsi anche a quella climate change che fa parte anche questo dell'agenda 2030-2050 e con tranquillamente il proprio smartphone decidere il proprio percorso ed ecco lì l'integrazione, il bisogno della digitalizzazione che accorcia le distanze e ci fa diventare sempre più smart anche noi, dove appunto l'utilizzo dello smartphone ci permette di accedere ai diversi servizi, fare anche check-in, permettere anche prossimamente l'acquisto di beni e servizi all'interno di Next senza dover uscire dai pod. E poi cosa hanno di speciale questi pod? Che in versione singola possono funzionare tranquillamente come un taxi, ma unendosi in questo attacco particolare che li contraddistingue, attaccandosi appunto, congiungendosi in 5 unità, possono arrivare alla lunghezza e alla capienza anche proprio di un autobus e quindi funzionare tranquillamente come un semplice sistema di pubblico e urbano per una città sempre più sostenibile, sempre più connessa e sempre più a portata di cittadini. E per il 2035, un piccolo spoiler, nei nuovi building proprio Next potrà accompagnarci direttamente anche nelle nostre case, funzionando proprio come un lift, quindi semplicemente come un ascensore. Ah, interessantissimo. Tra l'altro poi, giusto per dare un'idea in più, perché sembra se no un'applicazione in chiave moderna, voglio dire, di un autobus, addirittura l'app ti dice e ti ottimizza il percorso all'interno del trenino di queste navicelle, le chiamerei, che si attaccano, ti dice di cambiare posto a seconda di come ottimizza i percorsi e quindi ti dice di cambiare posto a seconda di dove devi andare. Quindi sali, ti siedi su un posto, dopodiché se c'è un gruppo che deve andare a nord piuttosto che a sud, ti sposti dentro e tutto è ottimizzato tra l'altro da un software, da un algoritmo che cerca di anche qui impattare il minimo possibile con il consumo energetico e quindi la sostenibilità non è soltanto data dal fatto che è una mobilità elettrica, ma anche una mobilità che è ottimizzata da un punto di vista di percorsi. Quindi a seconda di chi sale si cerca di fare i gruppi per ottimizzare poi la distribuzione del territorio delle persone. È vero che c'è questa app
che ottimizza i percorsi e ottimizza anche i consumi. È proprio quello che le accennavo prima, il fatto dell'efficientare il traffico. In questa parola proprio dell'efficientamento c'è la base di decenni di studi, di benchmark, di innovazione che stanno dietro proprio a Next, di quel famoso algoritmo, l'algoritmo proprio dell'efficientamento dei trasporti e soprattutto delle emissioni, perché proprio attraverso Sprout è stato dimostrato con dati alla mano che hanno permesso appunto a Padova di diventare una pilot city e quindi di distinguersi, di diventare proprio il paradigma dell'innovazione, quanto Next dia delle risposte concrete in termini di abbattimento di CO2 e dove la tecnologia e quindi anche semplicemente il nostro smartphone ci può permettere di ottimizzare proprio i percorsi dove la persona che deve raggiungere il punto X può semplicemente scegliere senza spostarsi, quindi senza uscire dal mezzo, il percorso che abbatte e quindi permette un percorso più virtuoso, diciamo pure così, in termini appunto di emissioni, di consumi e soprattutto anche di traffico, perché un unico modulo unito insieme poi si divide e raggiunge in base alle esigenze. Ecco anche un'altra chiave importante di questa smart mobility, la personalizzazione proprio del consumo, delle necessità in base alle esigenze dell'utenza. Niente, è un orgoglio avere nella città di Padova, una città che vanta fra l'altro l'università più antica del mondo, diciamolo, e avere effettivamente questo slancio verso la transizione ecologica, verso la sostenibilità ambientale, in questo caso focalizzata su una mobilità elettrica. Quindi non ci saranno più le fermate degli autobus, come mi piace chiudere questa trasmissione, perché ci saranno delle persone che sono su dei posti e che a seconda dei transiti e dei giri che poi ottimizza il sistema potranno salire piuttosto che scendere e risalire su un altro mezzo. Vi do appuntamento e ringrazio la dottoressa Eleonora Passarella di Paradigma. Grazie a voi. Vi do appuntamento all'ultima puntata, che sarà una puntata direi di chiusura, quindi più rilassata, e si parlerà di arte nella transizione ecologica. Grazie a tutti e alla prossima puntata.